Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video dove sorrido ma c'è veramente poco da sorridere perché io questa mattina mi sono svegliato e sul telefono scusate, avevo una notifica che sinceramente non immaginavo di leggere, ovvero Biancu girato per l'ennesima volta in prestito all'Olbia. Il che potrebbe anche non essere, per me lo è, però per molti potrebbe anche non essere una notizia negativa. Nel senso, è un giocatore che viene girato in prestito all'Olbia, cioè normale amministrazione per quanto riguarda il calciomercato del Cagliari. Se non fosse che sto Cristiano ha giocato praticamente più anni all'Olbia che al Cagliari ormai, che il Cagliari, nella persona di Capozucca, direttore sportivo, quest'estate ha detto abbiamo bisogno di sfoltire la rosa e di ringiovanirla, manda i giovani in prestito. Quest'anno è toccato a Lella, Ciocci, di nuovo Biancu, ehm, sicuramente me ne stanno sfuggendo altri, senza contare quelli che già erano in prestito. Io non ho parole, ma più che altro andiamo a vedere una cosa. Così, per curiosità, non per altro. Andiamo a vedere, e adesso ve lo zoom anche un pochino. Scritto Bianci. Andiamo a vedere un po' la situazione di Bianco. Ragazzi, è dal 2017 che Bianco va all'Olbia, o che Bianco gioca nell'Olbia. È dal 2017. Di cosa vogliamo parlare? Stiamo parlando di 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 5 stagioni in prestito in Serie C. 5 stagioni di fila in prestito in Serie C. Non lo so. Ed ha 21 anni, il che implica che lui è stato ceduto in Serie C quando già aveva 17 anni. Io non so voi cosa pensate, ma io penso che questa sia una mossa che va innanzitutto in controtendenza a quello che è stato il volere di Capozucca, o perlomeno quello che ha detto, perché se tu mi dici che l'obiettivo è quello di sfoltire e di ringiovanire la rosa, tu un Bianco non me lo vai a dare di nuovo all'Olbia. Poi tralasciando il fatto che mi dà anche fastidio, se mi immedesimo in un tifoso dell'Olbia, il fatto che il Cagliari faccia il cazzo che gli pare con la loro squadra, perché allo stesso tempo non lo viviamo con l'Inter, quindi o meglio, ogni tanto lo viviamo con l'Inter. Se mi medesimo in un tifoso dell'Olbia, a me questa cosa dà veramente parecchio fastidio. A me viene anche da ridere. Viene anche da ridere perché qui si dice tutto e si fa il completo opposto. Ed è per questo che io spero e auspico il fatto che non sia Capozucca l'artefice di tutto questo, perché altrimenti c'è veramente da mettersi le mani nei capelli. Ma veramente. Poi, quando feci il video su Contini, molti mi dicevano: ma è chiaro che tu non ci puoi puntare subito. Perché no? Perché no? Tanto peggio di così. Ma è meglio affidarsi a uno giovane. Cioè, noi abbiamo dato via Cerri, ci stiamo tenendo Seter e abbiamo dato via Contini, che era il capocannoniere di tutta la Primavera 1. Abbiamo dato in Serie C in prestito il capocannoniere di tutta la Primavera 1. Che tu ti potevi portare tranquillamente in panchina, perché poteva essere un subentrato.
poteva entrare a partita in corso e fare il suo. Poi è chiaro che non è che ti faceva per forza quei 15 gol, è chiaro, non è che ti aspetti questo, però ti aspetti che è un giovane che ogni tanto con qualche scampolo di partita incomincia a farsi le ossa in Serie A per avere poi l'anno prossimo un giocatore decisamente più completo e più convinto rispetto all'anno prima. È così la dinamica del fare esordire i giovani. Molti hanno il pensiero che un giovane ormai è come Mbappé, che a 17 anni è già un giocatore completo che tu lo puoi utilizzare. Non è così che funziona con i giovani. E se non hai voglia di puntare sui giovani, elimina il settore giovanile. Non lo usare. Non iscriverti al campionato primavera. Manda tutto in vacca, perché se tanto tu li devi tenere per poi mandarli in prestito all'Olbia e per non sfruttarli mai tu, è assolutamente inutile quello che stai facendo. Biancu è uno dei giocatori più promettenti che il Cagliari abbia sfornato. Si parla e si parlava tanto su di lui, ma non abbiamo mai avuto l'opportunità di vederlo perché il Cagliari non ci ha mai puntato. Mai. E io non riesco a capire il motivo. Ma perché no? Che poi adesso vado a controllare, ma credo che lui è un centrocampista centrale che può giocare anche mediano e trequartista. Io me lo ricordavo di più come trequartista, devo essere sincero. Però se Transfer Market mi dice che può tranquillamente giocare come centrocampista centrale, a maggior ragione io mi chiedo perché non trattenerlo, visto l'infortunio di Rog. Perché non puntare su un giovane? Io non capisco. Cioè, a maggior ragione poi, cioè, non ci stanno i soldi. Non ci sono soldi. Punta su un giovane. È a costo zero. Gli devi pagare l'ingaggio che sicuramente sarà ridotto rispetto a quello degli altri giocatori. Quindi tu, a maggior ragione, dovresti puntare su un giovane. Invece no. Biancu, che so, 4 anni che palesemente secondo me se rompe i coglioni a giocare in Serie C, noi ce lo rimandiamo. Perché siamo il Cagliari e noi con l'Olbia facciamo quel cazzo che ci pare. Bene così. Complimenti a tutta la dirigenza del Cagliari, complimenti per come sta venendo gestito questo calciomercato. Sicuramente si vede che è un Cagliari che decide di puntare sui giovani, perché il capocannoniere che giocava in Primavera 1 tu l'hai mandato a giocare in Serie C. Un ottimo prospetto da quello che sembra del Cagliari da 5 anni a questa parte, tu lo stai di nuovo mandando a giocare in Serie C. La maggior parte degli altri giocatori li hai mandati in Serie C, tipo Boccia, Lella, Ciocci. Va bene, si vede che volete puntare sui giovani, effettivamente si vede. Ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.